Eccoci qua, siamo con il numero 22 di Monte, Renzo della Reta. Allora Renzo, un primo tempo davvero bello, un Montebello partita veramente all'attacco con una determinazione, una grinta che non avevamo mai visto qua nelle partite che ho seguito in casa. Poi ci si è messa veramente la sfortuna perché ci sono dei momenti chiave in cui quei due pali colpiti sull'1-0, un pareggio sicuramente avrebbe dato più grinta e tutto, però davvero un bel primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo calati un po', vi siete disuniti e purtroppo è arrivato anche un 4-0 che non rispecchiava un po' la fase di gioco. No, sì, penso che lo che hai detto è giusto. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo arrivato tantissimo solo al portieri, abbiamo tirato, apparato, però beh, non lo so che cosa manca perché veramente abbiamo fatto una bella partita, anche la partita scorsa contro Lodi, che per me non abbiamo giocato male, solo che manca, non lo so che cosa, veramente. Un po' di fortuna può essere o non lo so, però dobbiamo iniziare a vincere perché dobbiamo arrivare al fine del campionato con lo più punti possibile. Quello che vediamo noi da fuori, dal commento, magari un po' di cattiveria sotto porta perché sono tante le volte che ci siamo presentati davanti al portiere o che magari potevamo ripartire, tentare il contropiede uno contro uno, invece abbiamo preferito rallentare e ripartire, forse un po' più di spavalderia, ormai non c'è più nulla da perdere, quindi dovremmo buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo? Sì, hai ragione in lo che hai detto. Arrivare a porta e ammassare al portiere con la palla, non lo so. Io sono un giocatore che tira, che no, però e poi non lo so, sono veramente Sì, ti arrabbiato vedo oggi senza parole. perché veramente voglio vincere così Montebello giocano a uno l'anno prossimo. Sì, anche perché forse stiamo crescendo, Sì. abbiamo iniziato un po' tardi forse, però la strada è quella giusta, speriamo di riuscire ad acchiappare qualcosa nel finale del campionato. Sì, ovvio, per la società, per la persona che viene a vedere la partita, per noi, per il mister, per tutti, è così. Ti ringrazio, in bocca al lupo per il resto del campionato, grazie a voi. Un saludo a mi famiglia che mi sta vedendo da Argentina. Giustamente. Dai, Ciao Renzo, grazie. grazie ancora.